Uno speciale, tutto speciale questa sera, mi trovo nel Teatro Manzoni a Cassino per un grande evento. Questo musical che da gennaio noi proporremo a tutti i teatri d'Italia, abbiamo già delle date fissate e il musical è proprio con la bellissima Vanessa De Matola ed io, il regista è il grande produttore Angelo La Marca e questo musical parla proprio della mia storia, una biografia, un romano napoletano, di un romano che va a Napoli proprio per cercare fortuna. Ricordiamolo che è anche molto autobiografico perché rispecchia la realtà dei fatti. Giusto, sì, a finale la mia storia, proprio la mia biografia di come ho iniziato a cantare fino ad oggi. E tu sei nato a Roma. A Roma. E poi sei... Sono stato trapiantato a Napoli. A Napoli, quindi sei proprio un po' di nord e un po' di sud. Sì. Devo dire un bel mix, anche perché io ti voglio fare i complimenti. Tu hai fatto i complimenti a me, io li faccio a te perché ho ascoltato le tue canzoni e sono veramente molto, molto belle. Grande spessore artistico, grande voce, grande melodia e poi un saluto mio particolare anche al tuo agente, perché oggi sai quanto è importante avere alle spalle una produzione, un impresario, un agente che riesca a rappresentarti in maniera degna, e quindi Angelo La Marca lo ringraziamo, no? Con tutta la CFR Production Italia. E poi abbiamo la nuova produzione, Vanessa De Matola, attrice, cantante, ballerina e coreografa del musical. E il CD, Un amore, una storia, anche la versione remix tra l'altro, quindi andiamo per un pubblico ancora più giovane. Vanessa, parliamo di questo musical che vi vede protagonisti e so che state già riscuotendo un grande successo perché c'è un grande lavoro dietro. Sì, in pratica il musical romano napoletano parla di questo romano che viene a Napoli per cercare fortuna, però diciamo che trova anche l'amore a Napoli, trova una napoletana e lui si innamora e quindi dal suo essere romano si trasforma in napoletano. È una bella storia appassionante che sono convinto riuscirà a catturare l'attenzione del grande pubblico. Ti dico che già ha catturato l'attenzione di molte riviste, diciamo, napoletane, perché molti hanno buttato un po' un velo di mistero, credono, ma lasciamo il punto interrogativo che con Vanessa forse ci sia qualche approccio alla Gigi D'Alessia e Anna D'Angelo. Ecco, quindi il tuo genere musicale, tu sei un po' neomelodico del... Diciamo sì, un po' neomelodico. Stiamo uscendo, stiamo estrapolando un po' il mio stile, lo stiamo personalizzando, però è una bella cosa. Quanto secondo te è importante anche l'immagine per riuscire veramente a conquistare il grande pubblico? E credo l'immagine comunque fa il suo, Roberto, perché vuoi mettere magari che ti presenti con due stracci appesi, magari c'è un bel vestito, un bel modo di presentarti, un bel sorriso stampato sulle labbra,
tutta un'altra cosa. Nel corso di questa serata qui a Cassino al Teatro Manzoni si ripercorreranno un pochino tutte quelle che sono le tue produzioni musicali. Vogliamo parlare di qualche brano in particolare al quale sei particolarmente legato? Allora, particolarmente legato proprio ad uno che la mia biografia prende il titolo anche il musical, che è proprio un romano napoletano, e infatti apriremo questo bel concerto proprio con la canzone Romano Napoletano. Vicino mare sta città, con mille storie e mille amore, per chi ha perso innamorato e chi non tiene la libertà. E bella Roma posso andare, vita mia è nata mezzo sti vicoli quartieri, mezzo a tutto sti guaglioni, che ti fanno innamorare. Napoli, ma sento figlia a te, non ti indallare, e sto vicino a te pure lontana, io non sono napolitana, ma pure mi sta insieme a te. Tu cerchi sempre Napoli. Con le coreografie sempre di Vanessa, curate da lei, ballerini, costumi, e dalla mamma Marisa Esposito, a cui mandiamo un bacio, sta curando un po' tutta la direzione artistica della coreografia. Siete molto giovani, ma vi vedo soprattutto molto agguerriti. Questo vuol dire che è prontissimo un attacco discografico per riuscire a conquistare le vette delle classifiche. Perché dovrebbero acquistare i tuoi dischi? Perché dovrebbero ascoltarti, soprattutto i giovani, la new generation? Vabbè, perché sono romano napoletano, no? Vanessa, vogliamo raccontare questo musical, se c'è qualche momento imbarazzante? Beh, visto che tutti chiedono se tra noi c'è una storia, noi lasciamo un velo di mistero su questo. Io per correttezza non ve l'ho ancora chiesto. Ricordiamo anche che per quanto riguarda l'anno 2011, il nuovo anno, soprattutto per l'estate, state già preparando uno spettacolo che poi può raggiungere le piazze di chi ci segue. Sì, raggiunge le piazze, i teatri, specialmente anche villaggi turistici, anche di nomi importanti. Fai l'amore con me e mi parli di lui, fai l'amore con lui e mi parli di me, l'illusione che mi dai mi fa stare male, oh, sei una donna senza anima, libera quel diavolo che vive dentro te, e mandami un messaggio di nascosto semplice, voglio il tuo amore, che batti cuore, eri tu il mio domani. Prenderò l'aereo che mi porta via da te, non c'è via d'uscita perché voglio solo te, basta, lasciami stare. Perché mi accarezzi ma che
giuro, se ti guardo sono imbarazzato, vado a dimenticare il passato, ora getto tutto via, colpa della mia pazzia, io cercavo solo amore, ma mi regalavi il corpo, perché il cuore non ne hai, fai l'amore con me e mi parli di lui, fai l'amore con lui e mi parli di me, l'illusione che mi dai mi fa stare male poi, sei una donna senza anima, libera quel diavolo che vive dentro te, e mandami un messaggio di nascosto se lui c'è, voglio il tuo amore, che batti il cuore, eri tu il mio domani. Che mi porta via da te, non c'è mia riuscita perché voglio solo te, basta, lasciami libera quel diavolo che vive dentro te. Voglio il tuo amore, che batti il cuore, eri tu il mio domani. Prenderò l'aereo che mi porta via da te, non c'è via d'uscita perché voglio solo te, basta, lasciami stare. Noi vogliamo naturalmente farvi veramente un in bocca al lupo. Avete qualche ringraziamento da rivolgere per qualcuno in particolare che ora magari non sarà intervistato perché per motivi di tempo e di spazio? Allora vogliamo ringraziare innanzitutto Angelo che crede in noi, la CFR Italia Production che è la nostra produzione, ringraziare te che ci ha dato l'onore di essere intervistati e ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte per noi, possiamo assicurare che sono molte. Marisa Esposito, ripeto, per le coreografie, che cura gli abiti e tutto il resto, Stefania e molte altre persone che stanno nei camerini, stanno lavorando. E poi oltre a ringraziare tutte queste persone volevo ringraziare di nuovo Vanessa che mi ha onorato di lavorare con me. Voglio fare dei ringraziamenti al mio ballerino Luigi Supino e agli altri due ballerini piccolini, uno che si chiama Claudia e l'altro Antonio. Vanessa, tu come hai iniziato e da quanto tempo sei nel mondo della danza, del ballo? A me ho iniziato da piccolissima, anche se adesso non è che non c'è tanto. E comunque ho iniziato che ero piccolissima e adesso... Non camminava che già ballava, per capirci, dai. Sì, e adesso sono 3 anni che sono in questo mondo. Per chiudere un contatto, diamo qualche contatto, qualche coordinata se qualcuno vuol raggiungervi, vuol conoscervi più da vicino, per usare un po' di tecnologia? Per qualsiasi cosa abbiamo sia i profili su Facebook, Cristian Battista Bis e Vanessa De Matola Bis. E poi abbiamo anche il sito della cfrproductionitalia.it, possono prendere i contatti artistici e non. E noi sicuramente sentiremo molto parlare di questi due baldi giovincelli, Cristian e Vanessa, insomma non sappiamo se c'è qualcos'altro oltre che l'unione prettamente artistica, ma comunque va, è bello questo alone di mistero. Questo musical sono convinto che piacerà, questa serata qui a Cassino altrettanto, io vi ringrazio veramente di cuore, vi faccio un in bocca al lupo, siete giovani, forti e bravi, quindi penso che il successo è garantito. Un saluto a voi e a presto. Grazie, un saluto anche a te per averci onorato della tua presenza. Grazie ancora, un bacione forte. Fai l'amore con me e mi parli di lui, fai l'amore con lui e gli parli di me, l'illusione che mi dai mi fa stare male poi, sei una donna senza anima, libera quel diavolo che vive dentro te e mandami un messaggio di nascosto se lui c'è, voglio il tuo amore, che batti il cuore, eri tu il mio domani, prenderò l'aereo che mi porta via da te, non c'è via d'uscita per